Sta un po' tutto in queste immagini, lo spirito di una visita in Veneto, con la grandiosità delle sue ville storiche, il meglio dell'enogastronomia, la musica di Vivaldi suonata dai solisti veneti diretti da Claudio Scimone, il galà inaugurale degli eventi dell'Expo Veneto, nella maestosa scenografia di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta, apre un varco che, come in una macchina del tempo, trasporta il visitatore a cavallo tra i secoli, con un nuovo ingrediente, la mostra Villa Agricoltura, che racconta come il ruolo dell'agricoltura nel sistema delle ville venete abbia rivoluzionato non solo il paesaggio, ma anche l'economia di queste zone. Sì, è un tentativo di far conoscere la ricchezza del patrimonio qua, ma anche quello che il Veneto ha dato al mondo, cioè tutto un altro sistema di abitare la campagna e in un modo razionale e responsabile di utilizzare la campagna per nutrire le città che erano in rapida crescita. Questo quindi anche l'architettura veneta del paesaggio e delle ville è in tema con l'Expo. È assolutamente in tema perché il sistema delle ville che si sviluppa sotto la Repubblica dall'inizio del 400 in poi è un modo di produrre il massimo di generi alimentari. E così il tema di Expo, nutrire il pianeta, passa attraverso il viaggio e la bellezza di queste iniziative che raccontano il cuore del Veneto. Da qui parte effettivamente quello che si vuole comunicare al mondo. Beh, il Veneto ha molto da comunicare. Nella programmazione regionale noi ci poniamo tre obiettivi fondamentali. Il primo è quello di valorizzare la filiera agroalimentare, i 35 prodotti certificati del Veneto. Il secondo è quello di garantire una maggiore attrattività del nostro territorio regionale anche dal punto di vista turistico. Il terzo è riuscire a collegare il sistema delle imprese nostra con il sistema internazionale economico. Noi utilizziamo i gioielli, le eccellenze che abbiamo, quindi Villa Contarini è una nostra, villa della regione, la nostra piccola Versailles, e la utilizziamo proprio per lanciare il percorso che renderà, mi auguro, il Veneto protagonista nell'Expo 2015. Quindi iniziative da qua fino ad ottobre che metteranno in evidenza appunto le nostre bellezze, il mondo delle ville, ma anche come sono collegate col primario queste appunto dimore storiche. Sono attesissimi ovviamente i visitatori internazionali, ma anche i veneti hanno molto da scoprire. Ma io credo che innanzitutto queste cose si facciano per il Veneto, perché noi abbiamo necessità di conoscere la nostra storia, di comprenderla, di capirla, per poi essere i primi promotori verso gli altri per fare amare questo nostro territorio che è così meraviglioso e così stupendo e che è l'identità di un popolo, di una regione.